Buonasera a tutti, vi siete voi, te novella di oggi, die 29 del suo mese dell'Ampata, che eravamo belle che scorso iniziato, questo mese puro, e va bene, è importante scrivere che salute, e se non è stato possibile fare di Tenova, da qua, impegnati in una manifestazione in Monte Ontorzo, Monte Voltuglio di Ammunare Noisi, inutili, insomma è andata abbastanza bene, però beh, troppo calore, non calore da morire, poi viene da un percorso, un pacchetto troppo lungo, quindi con casole non più facile da fare. Vabbè, comunque è stata, devo virata, come vamos, è stata la manifestazione este posti casa in cara finanza, in un batto speculatore che si chiede mannicare canto barta e naturalmente certo non può sport ma quattro dinari, che la finanza è una zona cara cara a Tavolana, in comune di Porto San Paolo. Bene, come protetta, però pare che questo la protezione non gli importa nulla, bisogna su un attimino, che no, che va qualche cosa che esiste. Ecco qua. Non comprendo, ecco, sei mostrato assolutamente che sa videata normale. Bene, andiamo su a sa videata normale, che siamo da inocchio, un attimino, ecco qua, e entriamo diretto e sa, esa fotografia poi della come si presenta Saida, si presenta De Goi, che lo completamente pulito, che nessuna nughetta, insomma, la temperatura massima sta a essere di 33 gradi, quindi a restare voi liberi su quello che sino a è proprio limpio, ma comunque non va nulla che li impedini. Ecco qua, questa è un'altra fotografia, un campo un poco più largo. Vediamo su Zaravallo, sole prende tutto i giorni, 33 gradi, e quindi preparate per un'altra die di calore. Invece casa amo a beda, cioè marca tabba da essa al 2 in poi e viene la temperatura magari non meta preoccupante, 31 gradi, la temperatura massima, coculato viene, mezzo coculato viene la sauna e poi cominciate a provare, insomma, stellate un pacco verso l'albatro e poi a sa schimbe torata a provare. Bene, abbiamo una bella nuova arrivata proprio come, una laurea da Gabale in sana sono Chiesa, si è laurea magistrale Giulia Ragaglia in management in la Nova School of Business and Economics di Lisbona, con su massimo adesso il voto. Giulia è il figlio di Luciana Mameli ed è subiato di Pinuccio Ragaglia. Cioè, almeno il babbo non è stato contento di sicuro di questa bella laurea di Saizza, complimenti, veramente complimenti. Una laurea di una università di Gabale, insomma, ecco, importante, almeno Saura, del Barolo Profetto, e mentre l'avanzamento da Giulia e deve essere sempre al mannino a sa mamma e a sa parente di tutto canto. Bene, ecco la musica dennanti, ecco io con questa manifestazione, come in questo cammino da non vamos fare date, io avevo presentato il problema psichiatrico del suo nucleare, chiesto un allarme, metamanno e mentre la spalla dal limite di che poter pure rimontare, il deposito di scoria nucleare invece sono pro sempre, è una condanna dessa gente sarda, dessa terra sarda, pro sempre, cioè dalla derivo del mare, arga non viene che una arga nucleare, che male, guasta si immagine collettivo, o queste Brunelleschi, queste Michelangelo, queste Dante, e la scoria non vista una pronuncia bene, mentre in che
una terra del pastore, delle vecchie, delle vacche, eccetera, eccetera. La scuria, vista sicuramente meno, perlomeno questo è su che pensanissero, per il fatto che noi bappema sanuraghe, si bappema scrittore e artista scante a isola, Paco questo non gli importa che tanto manco lo scossiverano. E poi dare di artista, ecco che noi chiamiamo sul gruppo su che ha atus evento, rateradie, sabato in romanzesu, beste su gruppo Montalbo, Siniscolesu, poi beste Manuela Mameli che ha cantato in maniera meravigliosa e a Alain Patitoni che ha suonato la chitarra accompagnante a Manuela in maniera espantosa. Alain, il figlio d'arte, il figlio di Evi Patitoni, come sono che si scorda se Canada. Evi Patitoni è una grande cantante dei Telti che non è metaconota, ma vi assicuro è una cantante veramente di spanto. Come di spanto è Emanuela Mameli, che è veramente una ocche spantosa. Ecco. Andiamo da innanzi e fai da mondeati, ecco, avvenimento schibbata in romanzeso, comunque sia organizzato da Estelai, cooperativa Estelai Biti, i dimolo sono un pacco, identità in un movimento, archeologia, benessere e storia nel cuore del parco di Tepilora. Rassegna di eventi con la concessione di contributo del Parco Naturale Regionale di Tepilora. 2 luglio, e cioè non capaco, però io non vado a poter essere caso di questa manifestazione la finanza, ma forse la cursora ero già girato, progetto musicale di Nicola Agus, un viaggio sonoro nella sacralità dell'acqua, area archeologica romanzese, ore 21. Poi 10 luglio 2026, proiezione del docufilm Nella colonia penale a cura di Mommoti SRL e dialogo con regista. BIT, complesso museale, etnografico, Bitese Mubi MMT, ore 21, 23 e 30. Museo multimediale, eccetera, eccetera. Finalmente abbiamo stappato una sigla, insomma, che può sintetizzare il Museo di Viti. 5 agosto 2026, riflessologia plantare nel parco a cura di Astralago Coop, area Parco di Tepilora, ore 9, ore 12. 19 settembre 2026, giornata dello yoga a cura del gruppo Yoga Nuragico, area Parco Tepilora, ore 9, ore 11. Ingresso gratuito. Complimenti. Entriamo nella pagina del giornale sardo, la prima pagina dell'Unione Sarda, pale eoliche da Ittiri, un no chiaro e forte, manifestazione a Monte Untordu dove sta sorgendo un parco con torri di 200 metri. Canto sia un'altra spacco non si importa sul problema è schisettata di speculazione energetica. La politica non ha saputo fermare la speculazione energetica, i comitati invece rappresentano un argine reale. È chiaro il messaggio arrivato dalla manifestazione di Ittiri a Monte Untordu, dove sta sorgendo un parco con torri alte 200 metri in un territorio di alto valore paesaggistico e dove nidificano i grifoni. I comitati promotori della protesta hanno ribadito il loro no al nuovo impianto. Siamo ancora in tempo per bloccarlo. Traffico, domenica da dimenticare, code infinite sulla Quartu Villa Semius e sulla 195. Addio a Palla che diventò un vero simbolo di rinascita. Palla Est è un cane, l'annuncio della veterinaria finlandese che la salvò. Uristanese che la salvò, scusate, i finlandesi. Già cominciano a ribambire. 2 persone morte nelle spiagge sarde, caldo record, sanità, pronto soccorso da domani via
i gettoni vari, medici gettonisti. Questo nostro è un problema serio, cioè, si manca solo il dottore il gettonista che dà il gettone, pagato da gettone, il problema è grave, lo pronto soccorso a arrestare. Insomma, che nel personale che nel dottore proprio in un periodo metà-mezz'anno. Andiamo alla nuova, si muore di caldo, 2 vittime nell'isola, stroncati dall'affa, una donna ad Oristano e un 75enne ad Orosei. Rischia di annegare in rianimazione una donna di Sassari. Dramma a Platamona. Allarme Kodakos sulle vacanze con la AI, cioè l'intelligenza artificiale, isola tra le mete più a rischio. IT Bintas, intelligenza artificiale. Ma vai Kirk, addio a palla, morto il cane è diventato simbolo della lotta contro la violenza. Lo spettro del porceggio nei romanzi che raccontano l'isola. La nuova estate, il discutibile. L'amore non basta solo amore, bicchiere su porcheggio puro. Aia. Speedy Sport vince a Frascati, Speedy Sport Bartolo Pizzino Pizzicheso, primo posto al Viviamo lo Sport. Orosei la squadra chiude la stagione con il titolo nel quarto livello. Si è conclusa nel migliore dei modi la stagione sportiva della Speedy Sport, grande protagonista del torneo Viviamo lo Sport 2026. Organizzato dalla SD Meraki, un evento intenso, ricco di emozioni, di significato, reso possibile da un'organizzazione impeccabile, guidata con passione da Danilo Oppedasino e da uno staff affiatato che ha saputo accogliere al meglio tutte le delegazioni. La rappresentanza della Speedy Sport, accompagnati da Gianni Nanni e Giovanni Antonio Bomboi, ha trascorso un intenso fine settimana a Frascati all'insegna dello sport, dell'amicizia e della condivisione. A rappresentare la squadra sono stati Nicolai Santu, Siniscola, Marco Spina Rosei, Luciano Succu e Sebastiano Senetti Unifai, Stefano Sapurito Galtellì, Gianni Pateri e Fabio Pitali Dorgali, partiti giovedì 18 e rientrati lunedì 22. In questa squadra che è sclassificata dei vizi non binagliata però in Speedy Sport, Rubistichese e bisogno. Ecco qua Speedy Sport, protagonista a Frascati, questa è su Unione Sarda, l'amo già adesso, Issa Nuova Sardegna. Andiamo da innanzi, fuori i gettonisti, scatta l'allarme rosso nei pronti soccorso. I contratti scadono domani per legge, non possono essere rinnovati. Il M5 Stelle, il lavoro per un nuovo modello. Situazioni esplosive in Gallura e a Oristano. CGIL e centrodestra giunta senza soluzioni. In effetti non va soluzione. Impossibile coprire i turni, appello di sindaci e comitati per l'ospedale San Camillo. Cioè non è possibile coprire il turno del personale. Il popolo antispeculazione urla il suo dissenso, ora basta. Va fermato il megaparco eolico che minaccia i grifoni. La politica non ha bloccato i nuovi impianti, lo facciamo noi. Vabbè, insomma, Bensimiche de Itteri, la scritta rossa campeggia sull'asfalto rovente del piazzale di via Antonio Manca, scelto come punto di ritrovo della manifestazione. Tradotto in sardo, dal sardo significa andatevene da Itteri. Bessimiche de Itteri. Andatevene da Itteri ed è il messaggio inequivocabile rivolto ai signori del vento, le società che hanno realizzato i grandi impianti eolici nell'isola.
la protesta, centinaia di manifestanti ieri mattina si sono ritrovati nel parcheggio Rovente, proprio Rovente Siti, andati a Montontorzo, eccetera, eccetera, Maxi Parco, il modello sbagliato e così via, insomma, ho invaso, poi viene su Monte Ontorzo, ma non riusciamo a impedire che bisogna già lo spilone se è gettato e il ferro di aggancio, lo spreioniere pronto da bimontare su un pilone. Truffe sulle vacanze con la I, Sardegna tra le mete più a rischio. Codacon, foto fake, alloggi inventati, offerte su voli e auto a noleggio. Foto fake, FAC o fake, bike che te creana, cioè come si lega, te creare truffa, insomma, ma si può andare in italiano, ma sicuramente fa che moda non in inglese. In questo momento qualcuno pensava di venire a godersi l'estate in Sardegna e invece sta rincorrendo call center e banche. Le truffe si sono evolute, agiscono con meccanismi sempre più raffinati, siti FAC, cioè, naturalmente falso, ufficiali per prenotarsi un volo o una stanza, descrizioni di alloggi totalmente false, foto inventate, descrizioni inventate, soldi veri, quelli che l'utente spende convinto di prenotare la vacanza dopo aver fatto un affare. La nuova frontiera delle truffe dell'estate è l'intelligenza artificiale, cioè si può offrire una domo in Sardegna, pochi in 90 euro al mese. Insomma, è difficile a credere, poi non è da chi hanno avriccato, cioè, insomma, cioè, basta un pacco di disonestate pure, accettando certa risposta. La tecnologia è la I, ma a escogitare la truffa sono hacker disposti a tutto. Secondo il Codacons, le stime di settore indicano che dal 2022 i tentativi di truffe basate su sistemi di intelligenza artificiale sono aumentati del più 3000%. Si aggruppa intelligenza artificiale e scommente chi ne si aggruppa a sa spinza che non seccano una rete. La fuga dei giovani, sempre più under 35, costretti a partire e tra chi va via oltre un terzo è laureato. Krenos, cioè Krenos annodoso, il 23% degli emigrati sardi rientrerebbe se ci fossero più servizi. Vabbè. Detenuti al 41 bis e al via il piano Kairos, iniziano i trasferimenti. Capita un momento di mutorio, cioè non si sono più pronunziati, però intanto nella trama può anche valore soldi su 41 bis in Sardegna, sempre la che un ragionamento in cui dai da Nanneo, che invece Bessumare, che se parla, non danno a Neo per uno, a Isoro naturalmente danno a Neumann a noi. La maxi operazione del DAP ha coinvolto 128 boss, cioè non che batteranno che 128 boss, le sa, mafia. Allora, tra TFR ai fondi pensione si cambia nuove regole per i neoassunti. Dal 1 luglio l'iscrizione alla previdenza complementare sarà automatica, cioè si iscrivono automaticamente e solo se dichiaratesi di non vuol querer iscrivere ed è invece lasciare lo TFR a azienda che vorrà assunto, lo dovete dichiarare, se no, buon che mandano in fondo pensione. Caro carburanti, vertice al Ministero, Urso convoca le compagnie petrolifere, graduale ritorno alla normalità. Il primo obiettivo del piano casa, restaurare 60.000 edifici popolari vuoti, così il commissario governativo Squitieri soddisfatta Confedilizia.
è soddisfatta che hanno promesso di loro restaurare poi chi lo ha nessuna della cosa. Stati Uniti e Iran, tregua a rischio, insomma, abbiamo compreso, Iran che mantiene sul controllo del stretto di Hormuz, cioè come abbiamo già nato, una sconfitta totale di Trump sul campo di battaglia e sul campo strategico e politico, sconfitta totale. Raid incrociati e schermaglie verbali, il Bahrain chiede una maggiore reazione internazionale. Trump minaccia e Teheran risponde. Poi l'annuncio martedì nuovo incontro. Ma a quanto pare sono incontro sono servine, Paccu e nulla. Ora nella città sventrata dal sisma è allarme sciacalli, cioè ok, siamo in questa cosa terribile di questo terremoto che è stato in Venezuela e non bisogna che il Canada inchioccare giacente da esulta de carchinazos, de granas de domos, ruttas, insomma, e Baccarcuna addirittura chi è il Bussanna un tubo che il cane viene aiuto, insomma, un pizzinetto accanto parte che è restato giusta chi salvamiglia, uno dei costi del Gallovio e del Bussanna un tubo e non che il cane venga locale. Si spacciano per soccorritori, saccheggiano le rovine di case e negozi. Questo è quello che può succedere, purtroppo batta fino a gente di questo tipo, all'arpese totale. A 4 giorni dal terremoto la Guaira appare come una città spezzata. La strada principale è divisa in due. L'asfalto si è aperto in profonde crepe sul lungomare, invaso da detriti degli edifici crollati. Da tranquilla località sul mare, il centro si è trasformato nel simbolo della tragedia del Venezuela. Oh yeah, yeah. Oppala. No, un attimeggio, E stiamo sbagliando. Vediamo se stiamo sbagliato, Naturalmente perché tempo da tornare a caricare. Il Musinocca, ecco qua. Allora andiamo da innanzi, questo l'abbiamo visto. E vamos sull'ultima pagina. Nuovi raid americani, l'Iran risponde. Bah. L'Iran arresta il titolo. No. Sotto tiro lo stretto di Hormuz, Bahrain e Kuwait. Sospesi i colloqui in Svizzera. Nuovi raid americani nello stretto di Hormuz e la risposta iraniana con attacchi su Kuwait. Veramente mi risulta da che non solo gli iraniani che hanno bombardato una nave che non quería paccare a tangente. Mettono nuovamente a rischio tanto il traffico marittimo nell'area del Golfo quanto il memorandum d'intesa siglato tra Teheran e Washington. I colloqui tra USA e Iran, che avrebbero dovuto riprendere in Svizzera già nel corso della fine settimana, sono stati sospesi. Lo ha riportato il Wall Street Journal citando fonti vicine alla vicenda. E vabbè, che in cui stiamo sterminato di tenovera de oie e non diamo l'appuntamento torna a casa, tornano a rinnovare los augurios a Giulia Mameli che si è laureata in management. Ecco qua.
A mentre il video di abbonatutto da Vizi TV. Adioso e mentre a casa.